Bentornati, parliamo di calcio. Il Mantova domina, non segna e perde ancora. I biancorossi subiscono la seconda sconfitta consecutiva in Coppa a San Bonifacio tra Musilunghi e Tantarabbia. Il Mantova ha perso ancora contro la San Bonifacese in trasferta alla stessa maniera del match contro il Lecco. I biancorossi, dopo aver dominato gli avversari sotto l'aspetto del gioco, hanno subito la rete della sconfitta nella fase finale del match, sempre su palla alta. La sconfitta ha bruciato forse di più dell'importanza stessa del match. Musilunghi a fine gara, il mister arrabbiatissimo che non parla alla stampa ed il presidente pronto a chiarire cosa va e non va. Se il Mantova ha qualche problema è meglio sbrigarlo in Coppa che in campionato e tutto sommato uscire da questa competizione non è poi così grave. Vedere inoltre una squadra imballata fino a agosto è comprensibile, anche a pochi giorni dall'inizio del campionato. Va bene quindi il nervosismo, ma anche serenità nell'affrontare i problemi. Mister Archimede Graziani ha vinto molto nella scorsa stagione, ma in seconda divisione si capisce già adesso che c'è il salto. Squadre più ciniche, campi più difficili, qualità maggiore degli avversari. Ora c'è l'ultimo turno contro la Cremonese mercoledì al Martello alle 17, sempre di Coppa Italia. Un match che non conta nulla e quindi calma e gesso. Il match di ieri è stato poco emozionante. Il Mantova si è schierato con Portesi in porta, difesa con Bertine, Caruso, Zaninelli e Albanese, Spinale, Pettarine e Bersi a centrocampo, con Vignali, Noman e Franchi in attacco. Nel primo tempo, al terzo, Noman sfiora il palo e al quinto Daldegane devia nella propria porta un traversone della tre quarti, ma l'arbitro annulla per dubbio fuorigioco di Spinale. Al 16° ci prova Bersi, ma la palla esce di poco. Poi arrivano le Apeidi, il Mantova è costretto ad emigrare dalla propria panchina, con i tifosi del Mantova sul cavalcavia cacciati fuori anche in questa triste partita a causa della tessera del tifoso. Nella ripresa la Sambo sfiora il vantaggio con Faccini al sesto. Il Mantova cerca una reazione con inserimenti di Del Sante 5, ma cala vistosamente fino al 30°, quando Brighenti di testa supera Portesi. Verso lo scadere, Spinale colpisce la parte alta della traversa con un tiro cross, mentre al 47° e al 49° Caruso in area prova la stoccata, ma senza successo. Ed in mezzo l'inutile espulsione di Franchi.